Appena siamo andati a letto ho cominciato a traballare in una maniera che non si può raccontare. Per quanto è stato brutto. Ricordare è come vivere un incubo ad occhi aperti per la signora Maria Umberta, 80 anni, carattere da vendere, emiliana di origine ma da tanti anni all'Aquila. Suo genero, Angelo Di Nella, titolare del ristorante Il Gusto dei Leoni a Marghera, l'ha riportata a casa stamane dall'Abruzzo devastato. È viva, per miracolo. E avevo la sala da pranzo, gli sportelli chiusi, si sono aperti, con tutto che erano chiusi, è riuscita a aprire le serrature. È saltato giù tutto. Siamo stati fuori. Era già le prime scosse, mi sono salvata, e Roberto, gli studenti che abitavano sopra all'appartamento, sono venuti giù quei ragazzi, mi hanno preso, Alessia, scappa fuori, andiamo signore, andiamo. Si sente fortunata nella tragedia? Sì, molto fortunata, però la casa non ce l'ho più. Angelo ha ancora gran parte della famiglia laggiù. Io ho perso la mia casa, non ce l'ho più, mio figlio ha perso la sua casa, che non ha più. Avevo un'altra casa affittata, non ce l'ha più. Mia sorella ha perso la casa, l'altra mia sorella ha perso la casa. Ricorda quando il figlio l'ha chiamato la notte del disastro ed è riuscito a salvare i nonni. Io alle 3:33 mi ha chiamato al telefono dicendomi che era crollato tutto, piangendo, e che stava andando a casa dei nonni sperando di trovarli. Si è messo a scavare da solo, è riuscito chiamandoli a trovarli, ha tolto un po' di travi, un po' di calcinacci che c'erano. È riuscito a tirarli fuori. Angelo è partito quasi subito ed è rimasto scioccato da ciò che ha visto. La città non c'è più, la città non esiste. Lì vedi di tutto, vedi la gente che è impotente, vedi la gente distrutta, è peggio della guerra. C'è ancora caos all'Aquila, il timore di nuove scosse, ma anche la voglia di vivere e il cuore di gente semplice che non si arrende. Sono di cuore, perché mentre stavamo dentro alla macchina con le ragazze, le studentesse, è venuto un signore, ci ha portato le caramelle, quell'altro ci ha portato l'acqua. Almeno la vita, ecco, la vita ce l'abbiamo ancora, quindi è sempre una speranza.